Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, ben trovati al nostro appuntamento del giovedì. Il nostro auto da fè del giovedì prevede la presenza fissa, cosa di cui lo ringrazio, di Max Del Papa, che vedo già collegato con noi. Buongiorno Max. Hasta la flottiglia siempre. Hasta la flottiglia sempre, è il nostro motto da qualche settimana a questa parte e vi ricordo peraltro, se non l'avete ancora fatto, che Max ha appena scritto un libro che peraltro si inserisce perfettamente nell'argomento di cui parleremo oggi. Il libro è Schiavi, si intitola così La degenerazione della democrazia liberale e il ritorno dell'autoritarismo paternalistico. C'è il link al libro su Amazon, lo potete trovare nella pagina Facebook della nostra radio, il post che annuncia questa trasmissione. Ma il post che annuncia questa trasmissione, dicevo, si inserisce perfettamente, il tuo libro, Max, in esso medesimo, nel medesimo post. Perché? Perché oggi parliamo di una questione che attraversa tutta la storia e direi anche la politologia, ovvero la questione dell'uso della forza e anche delle riforme. Le riforme, la ragione in politica e la possibilità di portare a termine un cambiamento reale. Peraltro stiamo vedendo anche in queste ore che senza l'uso della forza non si arriva neanche alla pace, no? E non voglio scomodare l'antico usuratissimo detto latino perché faremo una brutta figura, però l'uso della forza è connaturato alla politica. Questo ce lo insegnava anche il grande professor Miglio, se è lecito citarlo, caro Max. E a proposito di professori, io introduco il nostro esimio ospite di questa mattina per una serie di incroci nei quali Max ha avuto un ruolo fondamentale perché attraverso di te ci siamo conosciuti. Bene, noi siamo entrati in contatto con il professor Carlos de Moraes, professore ordinario di Storia e Cultura del Portogallo, uno dei massimi esperti della storia portoghese e della figura di cui parleremo oggi, ovvero della figura del Marchese di Pombal, così conosciuto come Marchese di Pombal. In realtà nacque nel 1699 in Portogallo come Sebastião José de Carvalho e Melo, però insomma è ricordato come Marchese di Pombal, un insigne diplomatico e statista, è stato segretario di Stato del Regno del Portogallo, in pratica primo ministro per un 27 anni, dal 1750 al 1777, durante il regno di Re Giuseppe I, ed è ancora oggi considerato una delle figure più carismatiche, importanti e controverse della storia portoghese. Intanto io do il benvenuto e lo ringrazio al professor De Moraes. Buongiorno professore, grazie per essere con noi. Buongiorno, vi ringrazio io a nome personale e a nome del Marchese di Pombal, ovviamente. Non è qui con me, ma idealmente è tra noi. Certo, in spirito, certo. In spirito e anche in prassi, perché noi abbiamo ricordato prima che quella del Marchese di Pombal è una lezione immortale, perché come ho titolato immodestamente il post di questa mattina, le riforme senza il pugno di ferro non si fanno. E io oserei dire, professore, che senza il pugno di ferro non si fa assolutamente nulla in politica e nella storia. Non vorrei esagerare, però la interpello subito su questo punto. Poi vediamo di trarre qualche insegnamento anche dalla vicenda politica e biografica di questa figura non conosciuta da tutti forse, ma importantissima nella storia e anche nell'analisi politologica. Per capire qualcosa del nostro presente, noi abbiamo molto da imparare da questa figura. La introduco soltanto brevissimamente, poi lascio la parola al professore su questa questione centrale. Diventa primo ministro, come dicevo prima, il Marchese di Pombal, tramite uno zio influente, ma questo è un dettaglio biografico trascurabile. Fa l'ambasciatore a Londra e qui naturalmente entra in contatto con un mondo molto diverso da quello più arretrato portoghese. Quindi diciamo affina il proprio spirito riformatore anche a contatto con l'Inghilterra, che peraltro non ama. Qui entrano in campo valutazioni di carattere commerciale e di interesse nazionale, altro concetto chiave sul quale stiamo riflettendo anche di questi tempi, no? Il sovranismo, l'interesse nazionale, cosa vogliono dire? Dunque lui non ama l'Inghilterra perché ritiene che danneggi l'economia portoghese e quindi l'interesse nazionale. Anzi, esplicitamente afferma che gli inglesi immaginano di essere nati per essere i padroni della ricchezza mondiale, mentre lui vuole tutelare la sua, quella del suo paese di ricchezza. Il parlamentarismo britannico non lo convince, preferisce il modello francese e si ispira a Richelieu, ma come gli inglesi vuole creare una compagnia delle Indie anche per il Portogallo, sul modello di quella britannica, con la nazionalizzazione dei commerci. E qui rientra il tema del cosiddetto sovranismo, altra questione
di impatto attuale, moderno. Dunque lo possiamo definire, professore, un figlio del Settecento illuminista, un uomo che crede che le azioni di governo, di potere, debbano essere guidate dalla ragione. La ragione è il principio ordinatore di ogni cosa, compresa l'organizzazione dello Stato e della società. Gli interessi nazionali, quindi il sovranismo, sono intesi come manifestazione di questa razionalità e dovrebbero guidare la politica e anche l'economia e la società. Ho già affastellato fin troppi temi e le lascio la parola, professore. Mi sembra che tutti questi temi siano di straordinario interesse attuale, no? Assolutamente sì. Tra l'altro vi ringrazio nuovamente per avermi fatto partecipare, perché comunque è molto piacevole stare con voi e perché la figura del Marchese di Pombal in Italia è poco conosciuta di fatto, si contano sulle dita di una mano le persone che la conoscono, ma è una figura assolutamente di rilievo nella storia europea, perché ha riformato un intero paese. Cioè il Portogallo, dobbiamo un attimo calarci nella realtà storica dell'epoca, nel Settecento era una grande potenza coloniale e però era ancorata a modelli di gestione dello Stato molto, diciamo, arretrati, e infatti la presenza della Chiesa era assolutamente preeminente, ma non solo in Portogallo, questo è un po' una caratteristica di tutti gli stati europei dell'epoca. La Chiesa esercitava una grossa influenza. Il Marchese di Pombal, che era un illuminista, perché si ispirava alle idee illuministiche, è un rappresentante del dispotismo illuminato, giusto per capirci, ha riformato profondamente lo Stato, ha riformato il sistema universitario, ha ricostruito tra l'altro Lisbona dopo un violentissimo terremoto oggi la Baixa Pombalina, che è il centro di Lisbona, la Bassa Pombalina appunto, il centro di Lisbona è prospiciente al mare, è molto elegante proprio perché è ricostruito in maniera uniforme. Quindi il Marchese di Pombal è una figura preeminente ed è una figura che ha saputo riformare profondamente lo Stato portoghese, che era immobilizzato, però ha utilizzato anche strumenti, diciamo, che oggi nelle democrazie liberali forse verrebbero visti in maniera un po', diciamo, non adatti, verrebbero considerati. Ecco, questo è il punto, no? Perché quando lui diventa... Ecco, professore, questo è il punto centrale, uno dei punti centrali, che diciamo ci consente di travalicare i secoli, di portare la figura del Marchese di Pombal nella nostra attualità. Quando diventa segretario di Stato, cioè primo ministro, lui per 27 anni, dicevo dal 50 al 77 del Settecento, governa col pugno di ferro, come si suol dire, e impone la legge a tutte le classi. Non guarda in faccia a nessuno, dai più poveri all'alta nobiltà che si inimica non poco, peraltro, no? Esatto. Anche perché lui quindi... non era un esponente dell'alta nobiltà. Attenzione, lui viene dalla piccola nobiltà portoghese di campagna e per una serie di vicende riesce ad arrivare ai vertici dello Stato. Poi diventa il Marchese di Pombal e il Conte di Oeiras, ma dopo, perché il re gli conferisce questi titoli. In realtà lui viene proprio dal basso, per parlare così, e ha in mente il principio della preminenza dell'interesse dello Stato su tutti gli altri interessi e della preminenza della legge sul resto, e impone questo principio usando sistemi che all'epoca, diciamo, si potevano usare, oggi un po' meno, ma che però hanno profondamente innovato il Portogallo. Dobbiamo tenere in conto un fatto. Allora, il Portogallo ha una storia molto antica, è uno Stato unitario dal 1143, eccetera, eccetera, e ha sempre difeso la propria indipendenza in maniera molto fiera dalla Spagna, vicino, chiaramente aggressivo, che più volte ha tentato di prendersi la corona portoghese. A differenza della Spagna, il Portogallo si è riformato profondamente grazie all'opera del Marchese di Pombal, mentre la Spagna non ha avuto uno stesso riformatore in quel periodo ed è rimasta molto più arretrata, e questo bisogna metterlo in luce. Il Portogallo, proprio grazie alla figura e all'opera del Marchese di Pombal, ha cambiato pelle nel Settecento e il Marchese ha potuto fare questo, dicevamo, perché ha inciso pesantemente e ha travalicato tutti gli interessi di parte, ha travalicato gli interessi della nobiltà, dell'alta nobiltà, di cui lui non faceva parte, e ha travalicato gli interessi del clero, e qui c'è una disputa
molto accesa sulla figura del Marchese di E Pombal. poi ricorderemo un altro punto fondamentale al proposito, rispetto ad esempio alla potente congregazione dei Gesuiti. Però qui vorrei interpellare anche Max del Papa. Tu hai scritto il libro Schiavi, no? Dicevamo prima. Allora, se è vero che le riforme non si possono fare senza il pugno di ferro, come ci dice la biografia e l'azione politica del Marchese di Pombal, come facciamo a tirare una linea di confine tra il pugno di ferro e l'autoritarismo che rende schiavi i cittadini? Ti faccio una bella domanda semplice, così facile per tirarci su un po' di morale. Ma pugno di ferro, quello del Settecento è un conto. Oggi naturalmente, dopo 300 anni di riforme, diciamo, democratiche, di cammino democratico, assume un altro significato. Ora, tu mi fai una domanda complessa e io improvviso anche, però mi pare anche onesto dire le riforme in qualche misura vanno anche imposte, perché io noto questo, noi abbiamo una sensibilità distorta. Tutti i partiti, i movimenti che si dicono riformisti, in realtà vogliono dire che sono molli, che sono inconcludenti, cioè dicono noi siamo riformisti in contrapposizione a quegli altri che sono esagitati, estremisti, terroristi, però così non vuol dire niente. Cosa vuol dire riformismo? Vuol dire lasciare tutto come sta, vuol dire frignare, vuol dire non spostare una pianta, vuol dire metterci 50 anni. Questo non è riformismo. Cioè il concetto in punta di scienza politica dovrebbe essere l'interesse della società, dei cittadini, di un progresso che non è solamente un progresso economico. Ora, noi abbiamo visto il pugno di ferro c'è stato imposto con la pandemia. Contro l'interesse dei cittadini hanno creato disastri, hanno chiuso dentro, hanno ricattato, hanno tolto il lavoro, hanno obbligato a una somministrazione di massa i cui effetti cominciamo a vedere oggi tragici. Quello non era riformismo, quello era autoritarismo. Il riformismo autoritario, che non è riformismo, è quello dell'Unione Europea. Tu fai quello che ti dico io, prendi la macchina che dico io, ti alimenti come dico io, voti come dico io, eccetera, eccetera. Questo è riformismo autoritario. Il riformismo invece che va avanti perché ha un obiettivo, ha un senso, ha una funzione, i cittadini lo accolgono, sentono, ci saranno sempre delle frizioni, ci sarà modo di convincere, di discutere, di confrontarsi, di votare secondo i canoni democratici, ma delle riforme vere vanno portate avanti. No come fanno i nostri governi che partiamo, facciamo 50 riforme, poi le impantalliamo in Parlamento, al primo stormire di fronte non si tocca niente, si ferma niente. Questo è un autoritarismo alla rovescia. Ecco, allora mi viene in mente generale. Mi viene in mente un'altra lezione aurea del professor Miglio che citavo prima, che era la critica del parlamentarismo inconcludente, no? Quello che non porta da nessuna parte. Non a caso il professor Miglio teorizzava, diciamo così, il rafforzamento del potere esecutivo. Professor De Moraes, io ritorno alla figura del Marchese de Pombal proprio sulla scorta delle considerazioni che ha appena fatto Max del Papa, perché se non sbaglio, ma chiedo conforto a lei, per portare avanti un'azione riformistica profonda, lei diceva prima, insomma, il Portogallo era in una situazione generalmente, politicamente, istituzionalmente, anche economicamente arretrata e l'azione del Marchese invece gli dà una scossa, lo rafforza. Però fa perno intorno a un potere che non è quello del Parlamento, del parlamentarismo e della degenerazione del parlamentarismo medesimo, ma cerca di rafforzare il potere del re, no? Fa grosso perno sul potere reale. Per renderlo esecutore di una politica che sia anche in grado di portare avanti lo sviluppo economico, il protezionismo, lo sviluppo manifatturiero interno, domestico, perché nazionalizza moltissime attività, e la fine della frammentazione dell'apparato statale. Questo genera malcontento in quelli che avevano il potere prima, perché questo è un cambio di rotta molto forte, no? Quindi sia laici che religiosi. E quando incontra resistenze, il Marchese non esita ad agire con fermezza, che include anche la violenza. E qui torniamo però al dato settecentesco, no? Ci sono le prigioni statali, in particolare il forte di Junqueira, che diventano uno strumento politico per recludervi, per umiliare l'alta aristocrazia e anche il clero. Poi c'è un episodio, il tentato regicidio di Re Giuseppe I nel 58,
che fornisce a Pombal il pretesto per fare una bellissima purga delle più alte famiglie nobili e dei gesuiti. O sbaglio, professore? No, è proprio così. Il marchese di Pombal, o conte di Oeiras, ha utilizzato la forza a scopo politico e non poteva fare altro comunque, perché il Parlamento allora non esisteva, non siamo in epoca di parlamentarismo, il parlamentarismo arriva nell'Ottocento, siamo in epoca di dispotismo e lui applica il dispotismo illuminato. Non poteva fare diversamente, anche perché si è scontrato con i gesuiti. I gesuiti erano infiltrati negli apparati statali di molti paesi europei e erano uno Stato nello Stato, come i Pasdaran in Iran, giusto per capirci. I Pasdaran in Iran sono uno Stato nello Stato, il paragone è azzardato, ma per capirci, i gesuiti erano uno Stato nello Stato. Giusto per citare l'Università di Coimbra, che è il principale centro di studi del Portogallo e del più antico anche, era completamente in mano ai gesuiti, che monopolizzavano gli insegnamenti, eccetera, eccetera. Lui li ha scalzati, li ha cacciati proprio fisicamente, ha requisito tutti gli edifici che controllavano, che erano conventi, monasteri, e ha introdotto lo studio delle materie scientifiche, la matematica, la fisica, la chimica, la botanica, l'ha fatto con la forza, non poteva fare diversamente, non è che questi sentivano ragioni. E lo stesso ha fatto nell'apparato statale, quindi ha creato un apparato statale moderno secondo criteri di allora ovviamente, sì. Ma se non avesse utilizzato strumenti, diciamo, coercitivi e non avesse utilizzato il discorso dell'attentato al re, quindi del fatto che veniva messa in discussione proprio la radice stessa del Portogallo, non avrebbe potuto raggiungere i suoi scopi in un'epoca, tra l'altro, ribadiamo, dove il parlamentarismo non esisteva, quindi non si può pensare da questo punto di vista. Ecco, professore, tra le sue intuizioni, un piccolo, diciamo, curiosità ma interessante, l'istituzione della regione dedicata alla produzione del vino Porto, no? La prima a garantire la qualità dei suoi vini, diciamo una DOC sostanzialmente, in anticipo, in nettissimo anticipo sui tempi, tanto per dirne una. Ma questa diciamo invenzione, tra virgolette, molto moderna, si inserisce in una politica economica che anche qui ci riporta strettamente all'attualità, perché il Marchese istituisce incentivi fiscali protezionistici per favorire la nascita e l'insediamento di piccole aziende manifatturiere in Portogallo, per rafforzare il mercato interno che all'epoca si poteva avvalere anche delle colonie, principalmente il Brasile. Però queste misure sono volte a favorire l'importazione di materie prime per favorire la produzione interna, ma anche, diciamo, alla Trump imporre dazi o aumentare il prezzo dei prodotti importati, simili a quelli fabbricati in Portogallo, per scoraggiare le importazioni e per far nascere centinaia di piccole aziende manifatturiere che producono una grande varietà di beni. Senta, professore, questa lezione secondo lei è ancora attuale? Visto che in questo periodo parliamo, insomma, quello che sta facendo Trump, fatti i conti, no? Esattamente, imposti dazi doganali, giusto per capire. Ha favorito la produzione interna di beni, di manufatti, per dare un impulso molto forte alla politica del Portogallo, anche qui all'economia e alla politica del Portogallo, anche qui in contrasto con gli interessi della nobiltà, perché la nobiltà era una nobiltà terriera come in tutta Europa, quindi legata allo sfruttamento della terra. Lui ha voluto virare verso un'economia di tipo imprenditoriale. E cosa ha fatto? Ha messo i dazi, ha favorito l'importazione di certe materie prime che servivano, ma non dei manufatti, e ha dato impulso proprio alla creazione di piccole aziende, perché siamo in epoca preindustriale ovviamente, che però hanno rivitalizzato tutto il tessuto economico portoghese. È quello che si fa ancora oggi in certe situazioni, quindi la politica alla fine usa sempre gli stessi sistemi, secondo me, inquadrandoli nell'epoca storica. C'è solo da dire che dal punto di vista storico, questa è una piccola annotazione, lui ha creato la zona della produzione del vino Porto. Ma l'impulso del Porto, sì, il Douro, la zona del Douro, che è la zona a nord del Portogallo, ma l'impulso al commercio del Porto in tutto il mondo, facendolo diventare uno dei vini
più conosciuti e più apprezzati è stato dato dagli inglesi. Questo bisogna rendere atto, bisogna rendere, diciamo, l'atto del fatto che sono stati gli inglesi poi che hanno commercializzato il porto in tutto il mondo, non i portoghesi. Ecco, a proposito di colonie, il Brasile, a un certo punto il Marchese proibisce l'importazione di schiavi, perché questa è l'epoca degli schiavi. A proposito, Max, no? Del tuo libro, ogni epoca ha i suoi schiavi, ogni epoca ha i suoi schiavi, quelli moderni, cioè noi, subiscono una forma di schiavitù che non è quella brutale fisica, ma non è, o meglio, non è quella fisica del Settecento, ma non è meno brutale. Ma non è meno brutale. Ecco, dicevo, proibisce l'importazione di schiavi in Portogallo, ma non fa per ragioni umanitarie, ma per cinismo politico, direi anche elogiabile, perché il cinismo è una categoria, professor De Moraes, della politica molto spesso trascurata, ma necessaria per condurre a termine un'azione politica. Il cinismo in senso positivo, direi. Gli schiavi sono una forza lavoro necessaria in Brasile, in sostanza. Quindi, casomai si tratta di incoraggiare la tratta di schiavi neri verso il Brasile per avere manodopera. Vengono fondate anche compagnie, al proposito, di tratta degli schiavi, per lo più africani, verso le terre brasiliane, tra i cui azionisti di entrambe le compagnie figurano anche nobili e membri del clero, se non vado errato. Questo a testimoniare il fatto che, insomma, è vero, l'azione, diciamo, riformatrice è un conto, però bisogna tener conto anche dei poteri reali in campo. Così come alla fine il Marchese pone fine alla discriminazione contro quelli che erano chiamati i nuovi cristiani, cioè gli ebrei convertiti, ma non abolisce l'Inquisizione, che sposta semplicemente dalla Chiesa al re. Allo Stato. Allora, allo Stato, certo, sotto l'autorità reale. Allora le pongo questo quesito, diciamo, come combinare l'azione riformatrice con la forza? E qui torniamo al presente, all'attualità. Si può combinare un'azione riformatrice con l'uso della forza oggi, secondo lei? Per dirne una, il Marchese di Pombal cosa avrebbe fatto con i flottigli vari e con le manifestazioni che ci sono in questi giorni a supporto della flottiglia? Sarebbero durati 10 minuti, penso. Li avrebbero messi tutti al porto di Junqueira nel giro di una notte e non se ne sarebbe saputo più niente. Altri tempi, diciamo così. Sì. No, il parlamentarismo nei suoi eccessi è assolutamente degenerativo, come diceva Miglio, e questo purtroppo è un frutto della politica ottocentesca e novecentesca, che è vero che ha introdotto principi democratici completamente diversi rispetto a quelli antecedenti, ma il parlamentarismo estremizzato, e noi abbiamo una Costituzione parlamentarista estremizzata per ragioni storiche, vero. Da ricordare, e questo impedisce di fatto di fare qualunque riforma, anche una riforma, diciamo, poco incisiva, concertata, eccetera, eccetera, non si riesce a fare, perché il parlamentarismo la blocca. Infatti non ne fanno nessuna, ma si vuole questo in realtà. Cioè, si vuole trascinare lo status quo per anni. Cioè la politica delle digestioni lunghe, lente, faticose, no? Da coccodrilli, ma questa andava bene alla Democrazia Cristiana come è andata bene al Partito Comunista. Diciamo la verità, il dopoguerra della Prima Repubblica si è sorretto su un patto di non aggressione. Io, Democrazia Cristiana, non ti metto fuori legge e tu, Partito Comunista, ti impegni a non fare la rivoluzione. Tutti d'accordo, si va avanti col riformismo europeo, democratico, che non riforma un cazzo. E si è arrivati fino adesso. Adesso il problema non lo risolvi più. Io prima sentivo il professore parlare, ma chi ha fatto la Thatcher alla fine degli anni 70? Non è che ha scatenato chissà quali eserciti, però l'Inghilterra era messa alla fine degli anni 70 come l'Italia, e si parva Licet, eccetera, come il Portogallo del Settecento. Diciamo allora che lo spirito pombaliano, volendo, si può far rivivere anche nelle nostre democrazie parlamentari, diciamo lo schietto. Insomma, Trump sarà anche un pazzo, sarà anche un autocrate, sarà anche un finanziere che si è preso la politica, però adesso fra mezz'ora firmano sto cazzo di piano finalmente e i flottiglia se ne vanno a fanculo. Noi in Italia siamo lì che sono 2, 3, 4 settimane che ci facciamo le pippe con questi scappati di casa, che sono tutti dei mascalzoni che cercano solamente di vendere il loro prodotto. Alla fine allora, ci vuole anche andare dritti. Professore, il nostro Max con un linguaggio colorito e poco accademico, diciamo, ha toccato il tema chiave di questa nostra conversazione, no? Il professore ci conosce. Il professore ci conosce,
conosce anche le nostre Esatto. intemperanze verbali, Esatto. diciamo così. Ma io vorrei rientrare nell'alveo accademico, perché così mi do una ripulita anch'io, professore. Approfitto della sua autorità per ripulire la mia immagine, mi Però io, perdoni. scusate se faccio un'osservazione. Prego. Questa dissertazione estremamente raffinata e dotta Mm. avrebbe conseguito, vedi come parlo adesso, avrebbe conseguito un ulteriore valore aggiunto di raffinatezza se fosse stata espressa direttamente in portoghese, e io so che il professore poteva farlo. Poteva farlo, ma per fortuna non l'ha fatto, diciamo. Io No, dico, insomma, aggiungo e controbatto che per poteva fortuna farsi non l'ha fatto. aiutare. Professore, volge al termine peraltro questa nostra conversazione, per fortuna in italiano, che lei parla perfettissimamente peraltro, e però volge al Abbiamo termine anche fatto il liceo in Alcarducci qua, non so se dico. Questa È è una vero, frase in codice. professore? È una frase in codice. No, è proprio aperta. Vedi che lui concorda, il professore. Siamo dei carducciani noi. Sì. Però È vero. Io volgo al termine della conversazione con l'ultimo tratto della biografia che vale la pena del Marchese di Pombal, che vale la pena di analizzare, professore. Abbiamo pochi minuti. Allora, alla fine della sua parabola, quando muore il re, che era, diciamo, il perno della sua azione, cade in disgrazia il Marchese di Pombal, no? Viene avviata un'inchiesta giudiziaria contro di lui con accuse vastissime, ha fatto fuori i gesuiti ma ha mangiato sui loro beni, queste le accuse: abuso di potere, illegalità, crudeltà, danno agli interessi dell'impero per appropriazione indebita, insomma una mani pulite cucita addosso alla sua figura. Però la sentenza alla fine, benché lo ritenga meritevole di punizione esemplare, la sentenza non sarà mai completamente applicata e lui morirà 83enne nel 1782. L'ultima cosa che volevo chiederle è, diciamo, una valutazione sul fatto che questa figura del Marchese di Pombal sia stata poi ripresa durante il periodo salazariano, cioè fra il 33 e il 74, quando anche il Portogallo vive la sua fase dittatoriale, diciamo così, con Salazar, giusto appunto, in chiave di legittimazione del progetto autoritario, nazionalista salazariano, no? Allora, È Stato Novo. sì, l'Estado Novo, ecco. Diciamo, è giusta questa sovrapposizione o è un'appropriazione soltanto ideologica? È un azzardo ideologico, perché lui si inquadra nel Settecento, l'Estado Novo avviene nel Novecento per opera del regime di Salazar. C'è da dire che il Portogallo, avendo questa figura molto importante, ha dovuto recuperarla proprio in termini di creazione di nuove istituzioni, di riforme, che è un regime autoritario e illiberale di stampo novecentesco, ovviamente non aveva nulla a che fare con il dispotismo illuminato del Marchese di Pombal, tant'è vero che all'epoca del Marchese di Pombal c'era la monarchia, all'epoca dell'Estado Novo di Salazar c'era la Repubblica. Viene ripresa questa figura, anche perché ci sono ulteriori riforme in quel periodo, in tutto il Novecento nel Portogallo, che però attraverso una profonda crisi, perché di fatto siamo alla fine del colonialismo. Il Portogallo era una potenza coloniale, perdendo le colonie, entrando in una fase di guerra, il Portogallo poi ha avuto molti problemi. In ogni caso il Marchese di Pombal, che era caduto in disgrazia verso la fine della sua vita e aveva evitato le condanne perché era morto, viene proprio recuperato anche fisicamente, perché dovete sapere che la tomba del Marchese di Pombal inizialmente era a Pombal, in una chiesa, la chiesa della Madonna del Nostra Signora del Cardal, che è molto bella, ma era una tomba un po' così nascosta. Solo dopo viene recuperata la sua salma e portata a Lisbona in un mausoleo a lui dedicato, dove adesso riposa. Diciamo che infatti c'è la foto sul nostro post, tra l'altro. Sì, ma quella è la seconda tomba del Marchese di Pombal. La prima è proprio a Pombal, che è un centro abbastanza importante, ma non è un centro importantissimo in Portogallo. Professore, sono arrivati vari messaggi, poi glieli giro in privato perché non facciamo più in tempo a commentarli, molto interessanti e molto interessati anche gli ascoltatori, molto interessanti gli argomenti, molto interessati gli ascoltatori, però io le faccio un'ultima domanda prima di salutarci. Se volessimo proprio, diciamo, riassumere
all'estremo l'insegnamento del Marchese di Pombal, che due o tre parole chiave da portarci dietro dopo questa disamina di questa figura storica che ci ha consentito di tracciare paragoni con il nostro presente. Come lo riassumerebbe? Quali gli insegnamenti fondamentali? Beh, gli insegnamenti fondamentali sono che le riforme profonde, la modernizzazione di uno Stato, di una società, non si fa comunque con una concertazione esasperata. Come diceva giustamente Max, prendendo l'esempio della Thatcher, richiamerei anche Reagan, che in quell'epoca era presidente degli Stati Uniti. Non si può fare un processo di riforma articolato, complesso, in profondità, con una concertazione assolutamente esasperata come all'italiana, diciamo, ma noi risentiamo di problemi molto antichi, quindi sarà difficile che si possa in Italia cambiare qualcosa da questo punto di vista. Professore, io intanto la ringrazio per questa conversazione che sarebbe potuta proseguire ad libitum, abbiamo però dei rigidi tempi da rispettare, per cui io ringrazio il professor Carlos de Moraes, che avremo... Sì, prego, allora, prego professore. Per chi va in Portogallo, io invito ad andare alla piazza in fondo all'avenida dei Liberatori, Libertadores, anzi all'inizio dell'avenida, c'è una colonna enorme con in cima il Marchese di Pombal appoggiato a un leone. Non è un caso che ci sia un leone, sì. Rappresenta la forza della sua azione di governo ed è una statua enorme, praticamente domina Lisbona. E anche questa la vedete sulla nostra pagina Facebook, sì, l'abbiamo messa in apertura. Certo. Un leone al guinzaglio, diciamo così. Un leone al guinzaglio, esatto, è l'emblema del Marchese di Pombal e la sua azione riformatrice. Grazie al professor Carlos de Moraes. Professore, noi ci vediamo dove lei sa da Angelo, presto. Assolutamente sì, assolutamente sì. Grazie allora. A risentirci presto. La flottiglia sempre. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Ma buongiorno a tutti gli amici di Radio Libertà, eccolo qua, mamma mia, io vi vedo, vi vedo con gli occhi al cielo, mamma mia, le che amore, qua ancora Alberto Acerbis, abbiate pazienza, un minuto, visitate olioacerbis.com, andate nel reparto dell'integrazione, troverete in modo particolare, questo è il momento, Bronco Free. Cos'è che schi? Bronco Free noi lo proponiamo su questa emittente da 23 anni. Matteo si ricorda. Perché è importante Bronco Free? Perché in maniera naturale e non chimica calma tosse grassa, tosse secca, fluidifica il catarro in eccesso per facilitare l'espettorazione. Parlo difficile. Per facilitare l'espettorazione. La presenza del timo, altea, papavero, marrubio e verbena, che sono calmanti, coadiuvanti anche della tosse, cioè la calmano. Quindi la bava di lumaca fluidifica il catarro. Timo, verbena, papavero, marrubio calmano la tosse. Alla mattina vi svegliate, pantofolina, zec, 2 bei colpi di tosse e vi liberate, è importante. Guardate che non contiene né glutine, né saccarosio, lattosio, OGM coloranti, possono prendere anche i piccini. Chiaramente però non è una cosa industriale, quindi velocemente, se volete prenotarlo, 59 euro, 3 flaconi, 3. olioacerbis.com, sezione integrazione, oppure se volete farlo stamattina chiamate, per informazioni c'è Miriam, 030 68 40 408, ma andate a visitare il sito, non perdiamoci di vista, dite come ci è conosciuto Radio Padania, un regalo per voi. Radio Libertà, ho sbagliato, sarò nostalgico, vabbè, olioacerbis.com, vi voglio bene. Eccoci qua, siamo ritornati in onda con Max Del Papa, una conversazione interessantissima che ha interessato molto anche il pubblico, vedo dai messaggi. Allora, intanto ce n'è uno per te, Max, che scrive Ferdinando da Verona, quali sarebbero le riforme per cambiare il paese, e questo si inserisce nel discorso che facevamo prima. Poi ne cito gli altri 2 che sono arrivati nel frattempo. Scrive un altro ascoltatore, bellissimo dibattito,
quello col professor De Moraes, ma state dimenticando un pezzo importante. Il Presidente della Repubblica, Miglio, proponeva un premierato per rendere il Presidente del Consiglio legittimato direttamente, che poi alla fine è l'elezione diretta del Premier di oggi, no? Di questa maggioranza, e togliendo qualunque becco del Presidente della Repubblica nella Costituzione dell'esecutivo. Vabbè. La tripartizione dei poteri è molto più forte dell'introduzione della ripartizione verticale del federalismo, poi questo vale anche per le risorse, io non ci sto capendo più una mazza, veramente troppo, eccetera, eccetera. Comunque, diciamo che Miglio proponeva un rafforzamento dell'esecutivo. Va bene. Un altro messaggio, buongiorno, bell'argomento, ottimo il professore, non capisco però se ci state perculando, comunque in tutti i casi bravi. Diciamo che la sostanza è quella di cui abbiamo parlato prima. E allora le riforme, quali faresti tu di riforme? No, vedi, e qui si entra sempre nella mentalità cavillesca, no? Allora, le riforme sono 50 anni, perché appunto. La riforma della giustizia, del fisco, la riforma lo stesso del welfare, che così com'è, cioè il welfare deve essere riformato costantemente, perché il welfare, come nessun altro aspetto, rispecchia i tempi. Adesso qui abbiamo avuto l'invasione degli immigrati, dei clandestini, hanno portato via risorse, poi c'è quella che ruba le case, insomma è sempre tutto da aggiustare, però io intendevo una cosa un po' diversa, cioè riformare come incidere in maniera democratica, ma incisiva, ma fattiva, ma marcata, nello spirito di una società, nell'approccio di un paese. La riforma in un senso più generale e anche più nobile, più profondo, cioè non riduciamo tutto agli aspetti presidenzialismo, il premierato, queste cose qua, quelle vengono dopo. Cioè io adesso ne sparo una grossa, proprio grossa. La Cina è una dittatura, è l'ultima dittatura totale rimasta. Vabbè, c'è Cuba, c'è la Corea del Nord, ma insomma la Cina è un continente che si basa sulla dittatura. Però la Cina, con capitalismo di Stato, ha saputo anche essere riformista, imponendolo. Non dico che sia una soluzione per noi occidentali virtuosa, sto però registrando un fatto. La Cina, dopo Mao, è arrivato Deng e ha detto: bisogna aprirsi al mercato. Oggi la Cina è la seconda, se non la prima potenza economica, ha tirato fuori 1 miliardo di persone dalla povertà estrema che io conosco, io l'ho visitata la povertà cinese delle campagne. Stanno subentrando problemi a livello sociale, a livello sindacale, a livello di squilibri, come tutte le società che diventano evolute. Poi dopo si scavano anche le differenze, disuguaglianze. I cinesi saranno comunisti, però di disuguaglianze cominciano anche loro a averne piene le palle. Naturalmente Xi blocca ogni tipo di riformismo sindacale. Sono i problemi della democrazia, che là è compressa. Però la Cina in 30 anni, 35 anni, ha avuto anche un approccio, nella sua dittatura spietata, ha avuto un approccio anche riformista, ha riformato, ha cambiato le cose, è diventata la seconda, se non la prima potenza. Noi siamo sempre qua a girarci intorno. E io quando andai l'ultima volta nel 98, io polemizzavo con i miei amici cinesi, andai a seguito di mio padre che lavorava e loro erano gasatissimi, vedrete quello che riusciremo a fare. Io dicevo: come la mettiamo con i diritti umani, come la mettiamo con la democrazia? Loro sorridevano con quei sorrisi cinesi e mi dicevano: tu non capisci, tu vieni da un altro mondo, da un altro continente. Per noi l'importante è tirarci fuori dalla povertà, tirarci fuori dalla retratezza, e ce la faremo. Ed erano carichi come belve, ce l'hanno fatta. Mi dicevano: tu non capisci. I diritti umani ci vengono dopo. Non dico che sia giusto così, dico che è lo spirito di un paese. Allora, non è la nostra cultura, però la nostra mentalità è anche una mentalità molliccia. Stiamo a perdere tempo con le flottiglie, questi che dicono: mi hanno tolto la crema solare, adesso voglio essere candidato. Così non si riforma un cazzo in un paese. Ovvio. Questo è ovvio, Max, però io credo, e tu avevi fatto prima l'esempio della Thatcher, nonché quello di Reagan, d'accordo che noi non siamo né l'Inghilterra né gli Stati Uniti, perché se vogliamo abbiamo anche nessuno, però non siamo nessuno, non siamo nemmeno la Germania e perfino la Francia, alla quale guardiamo con tanta superiorità sprezzante, ma lasciamo perdere, abbiamo ben poco da vantarci superiori ai francesi, secondo me. Non che io ami il modello francese, a differenza del marchese di Pombal, che invece lo preferiva, però in ogni caso ci sono le possibilità, diciamo, di essere energici nell'azione di governo senza scadere nell'autoritarismo, mettiamola così. Basta rispettare
Basta rispettare le promesse che tu hai fatto, perché il sistema parlamentare sarà corrotto finché vuoi, però fammi dire una cosa, sono altrettanti anni, 50 anni, 60 anni che noi ci fanno due marroni così perché c'è l'abuso dei decreti legge, della decretazione d'urgenza. Ho capito, però. Allora, se tu quella decretazione d'urgenza e l'abuso del decreto lo usi per le riforme è un conto, se lo usi per mettere a posto i tuoi interessi o per cose contingenti è un altro, capito? Quindi diciamo, Certo. gli Ma strumenti poi, anche in una democrazia parlamentare per fare le cose ci sono. Ma poi non Basta bisogna sempre usarli. aver paura che portare avanti un impegno Appunto. diventi autoritarismo. L'hai preso l'impegno, lo porti avanti. Se poi i cittadini non ti premiano, te ne vai. Però finché hai il potere tu, hai la responsabilità e quindi lo porti avanti. Non è possibile che ogni volta che si alza il primo coglione ti dice autoritarismo e fascismo, tu ti fermi. Lo stiamo vedendo sulla sicurezza. Guarda quello che è successo in questi 20 giorni. Hanno massacrato 200, 300, 400 agenti. Un miracolo che c'è scappato il morto, tutti la paura di intervenire. Questo non è riformismo, non è serietà, non è responsabilità, non è governare. Ma infatti il messaggio che passa poi è quello che tu puoi fare quello che vuoi. Cioè, alcuni possono fare quello che vogliono, perché cosa facciamo io e te ci bastonano. Comunque, alcuni. Magari sentiamo un po' cosa ne pensano anche gli ascoltatori che possono intervenire in diretta. Abbiamo una ventina scarsa di minuti, 02 92 94 7222, lo dico a Simone che ringrazio in regia. Mentre, Max, io vorrei toccare con te un paio di argomenti, perché tu ti sei occupato, hai scritto tanto come sempre in questa settimana, ma hai scritto cose molto interessanti e per questo rimando chi ci sta seguendo al tuo blog, il faro di Max del Papa.altervista.org e anche all'altro sito a cui collabori, quello di Nicola Porro, nicolaporro.it. Si è occupato di due figure pubbliche che ci dicono molto di questi nostri tempi e che peraltro si inseriscono in questa inconcludenza oscena, diciamo, di cui abbiamo parlato finora, e sono Ilaria Salis e la dottoressa Francesca Albanese, Madonna, giurista, attenzione, nonché alta relatrice delle cose palestinesi all'ONU. Allora, la faccio corta perché, ripeto, chi ci ascolta può benissimo leggersi gli articoli sulle due fonti che ho citato. Ma cosa ci dicono in sintesi queste due figure, Max? Ti lascio il campo aperto a tutte le considerazioni possibili, le facciamo anche insieme magari. Max. Ci dicono della decadenza di un paese e di un sistema informativo che è basato sul commercio. Ci dicono anche della nostra stupidità, per cui noi dobbiamo, e mi ci metto pure io, occuparci di spaventapasseri, di gente che non ha nessuna consistenza. Ma chi è sta Albanese che dice io parlo solo con i miei pari? Chi è questa che perdona la gente? Vabbè, noi stiamo lì a stigmatizzare, stiamo lì a dire qui siamo alla follia. Da un certo punto di vista ci sta, poi la facciamo troppo lunga e mi ci metto pure io. Dovremmo dire questi non esistono, questi sono ridicoli, basta. Questa Salis che dopo essere stata salvata da Forza Italia, a me piace dirle chiare le cose, su dai, mi piace, è stata salvata da quelli che dicevano che avrebbero... mi sembra evidente, no? È chiaro. È stata salvata da Tajani su ordine degli eredi Berlusconi, punto e basta. Allora questa qui che stappa la bottiglia a pugno chiuso con intorno Ruotolo, Lucano, io ho visto in quell'immagine una violenza terrificante, la violenza del potere, la violenza della strafottenza, la violenza dell'impunità, la violenza dell'io sono io e voi non siete un cazzo, la violenza del sono un intoccabile. Adesso ci sarà un derby fra chi è più massimalista, più violenta, più arrogante, più appendiamoli tutti a testa in giù, tra la Salis e l'Albanese, per la semplice ragione che tutte e due sono in rampa di lancio e aspirano e si candidano a essere le nuove padrone della sinistra, fatta fuori la Schlein. Allora, ci sarà un derby sempre più efferato, queste qui saranno sempre più su tutte le televisioni, a cominciare da quelle di Mediaset, che lo sappiamo, no? Sì, sì, sì. Questi sono degli spaventapasseri, sono personaggi di un livello per me mortificante, imbarazzante, inverecondo. L'Albanese è una creazione di travaglio, tanto per dirne una. E l'Albanese, essendo una creazione di travaglio, finirà come tutte le creazioni di travaglio, finirà come Ingroia, finirà come la Guzzanti, estendo un vero pietoso.
Allora, però per il momento ce le teniamo. Purtroppo dice anche questa roba di questi spaventapasseri dell'enorme, invincibile, inguaribile provincialismo italiano per cui si va per manie. Adesso c'è questa. Vedi la Segre. La Segre, diciamola com'è, è stata per anni totalmente intoccabile. Lei aveva il monopolio dell'indignazione, dei valori, quello che diceva la Segre, non si poteva sindacare, ha battezzato una commissione contro l'odio che è una commissione censoria, una commissione fascista. State attenti, la Segre piange, la Segre si cosa, la Segre si è spesa sui vaccini, la Segre si è spesa sull'anti-ebraismo, e vabbè, però la Sede è partita dappertutto, poi di colpo, bruciata, arriva l'albanese, le dà della vecchia non lucida, scappa via, salvo poi rimangiarlo, scappa via appena sente il nome, e la sinistra molla la Segre e piglia l'albanese. E tutti si occupano di questa. Chi è questa qua? Che carica ha? È stata sconfessata da 6-7 paesi, America, Inghilterra, Germania. Che carica ha questa? Che parla? Però noi abbiamo questo provincialismo, no? Le flottiglia, le albanese, Hamas. Siamo l'unico paese al mondo che crea e disfa continuamente miti, eroi di carta. E qui non se ne esce, perché noi siamo questo. Siamo provincia della provincia dell'impero. Allora, Max, ti giro alcuni messaggi, poi abbiamo anche 2 audio messaggi, prego poi la regia di mandarli in onda. Allora, tra i messaggi arrivati, allora ci pone il quesito Cesare, il fascismo è stato il più riformista è stato più riformista della stagione repubblicana? Solo in questo senso. No, dopodiché... Cesare, no, perché bisogna anche chiedersi che cosa lasci. Se le riforme le fai per chiudere, per bloccare un paese, il fascismo che riforme ha fatto? Ci ha scaduto in guerra, ci ha bloccato il processo democratico per 20 anni, ancora ne trasciniamo le conseguenze. Quello non è riformismo, su, dai, non giriamoci sempre intorno. Luciana, io sono del parere che la debolezza di questo governo è dovuta alla paura della magistratura politicizzata. Magnifica puntata as usual. Grazie. Dopodiché... Anche lì però la magistratura politicizzata diventa un alibi alla fine. O le cose provi a farlo o non le fai. E tutti a dire così. Mica te l'ha ordinato il medico. Cioè tu vai a fare il governo però con la paura della magistratura. Allora diciamo che comanda la magistratura, diciamo che comanda Mattarella, però smettiamo di prenderci in giro. Mentre, scrive Giovanni, l'albanese concede il perdono. Cosa c'è di più oligarchico e delitario della concessione di un perdono pubblico? No? 2 audiomessaggi, sentiamoli. Buongiorno a tutti, sono Pietro. Io preferisco uno come Mark del Papa, che quando parla colorito, che quei melendini che si fregano le mani e poi intanto zacchete in quel posto. Ciao. Bene, questo per quanto riguarda il dibattito. Sì, però del Papa parla colorito perché sa di poterlo parlare, nel senso che volendo può anche parlare un pochino più di fino, cioè non è che sono proprio, non mi ritengo un troglodita, cioè a volte il parlare rozzo è anche un codice, è anche un dire vabbè ci siamo rotti le palle perché, come diceva Don Milani, che peraltro non mi piace, bisogna dire pane al pane, il culo al culo quando serve, non una volta di più. Quindi ogni tanto in funzione polemica ci può stare, non vorrei passare per quello che uscito dal bar è afasico, insomma. E non credo che tu corra questo rischio, però abbiamo un altro messaggio. Dai, si sa mai. Audio messaggio. Sono Walter. Io ho 65 anni e sento parlare di riforme da 66. Però qui a furia di riforme sembra che stiano studiando qual è la più aerodinamica o la più cilindrica per inchiappettare noi, esseri normali, pagatori di tasse, lavoratori, ex lavoratori, pensionati. Penso che l'unica riforma, la riforma finale sarà quella, trovare la forma cilindrica più adatta. Scusate, ma ne ho piene le palle di queste riforme. Qui adesso sopra i 50.000 euro l'IRPEF non la tagliano perché si è ricchi. Ma dove cazzo vivono così? 50.000 euro di oggi sono per sopravvivere, cazzo. Cioè sì, vivi decentemente, ma fine della storia. Ciao, vi voglio bene a tutti e due. Allora, te ne devo dire una io. Sì, vai Max. A proposito di cose, di riforme, di false, finte e vera democrazia, eccetera. Ho appena scoperto il caso di... C'è una candidata qua nelle Marche che è andata avanti per mesi, per anni a dire non votate, sono tutti uguali, la politica, i partiti, l'ha detta a me,
a un convegno dove mi avevano invitato, ha parlato più lei di me e avevo già capito cosa aveva in mente. Non votateli, non fate politica, ha messo su una lista rivoluzionaria. Ovviamente ha preso lo 0,0000 periodico, adesso si è incazzata moltissimo, va sui profili di quelli che ma più per amor dei l'avevano supportata, per dire vabbè ti diamo una mano, gli dice tu hai scritto male della flottiglia, tu non devi più permetterti, qui c'è una linea e la linea la decido io, ma vaffanculo, dai, a cammina. Questa è la democrazia all'italiana, sì, sono ridicoli tutti. Intanto l'home page dell'ANSA racconta in questo momento di festeggiamenti in strada nella striscia di Gaza per la firma del piano di pace da perché parte si sono di rotti Israele. i coglioni pure quelli. Parecchio direi, peraltro si combatte ancora. Hamas ha dichiarato che l'accordo determina il ritiro dell'esercito israeliano, l'ingresso di aiuti, lo scambio ostaggi prigionieri. Adesso sai che succede qua? Sì, che succede? Secondo te? Se passa come passa il piano di Trump, qui in Italia fanno ferro e fuoco peggio di prima, perché se finisce Hamas, punto, capisci? Se finisce Hamas e viene fuori che comunque Israele con la sua strategia brutale ha avuto ragione, non dico che ha fatto bene, dico che ha avuto ragione nei fatti con Trump eccetera, che cosa succede? Che le albanese, gli Hamas, le flottiglie, il PD, i 5 Stelle, i fratoiani restano completamente privi di sovvenzioni politiche e quindi devono fare incendiare la prateria una volta di più. Questo preoccupa. In Italia succederà un'altra guerra civile, armata, un casino ancora peggiore, perché questi schiumano, perché per questi Hamas è una banca, capisci? Vanno in televisione, pigliano finanziamenti, si fanno candidare, pigliano programmi. Questo è peggio. Allora, Gaza si trasferisce qua. Abbiamo una telefonata, la passiamo subito. Pronto? Pronto, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Allora, mi sente? Sì, la sentiamo. Mi sente? Ecco. La sentiamo bene. Va bene, senta, io mi sono formato delle opinioni, mi sembra di ricordare che c'è una legge che vieta di presentarsi in pubblico a volto coperto, quindi questo per tutti quei signori, tutti belli con la scienza e compagnia bella, sarebbero da portare via. Portarli via può essere una bella idea di adottare il sistema americano dei pullman con dentro i gabbioni. Si prendono, si caricano sui gabbioni e si portano via. Secondo me, facendo 3 o 4 operazioni del genere, un po' di gente si darebbe una calmata. Scusate il disturbo. Che ne dici? C'è anche il decreto sicurezza, no, Max, che prevedeva l'impossibilità di fare manifestazioni, bla bla bla, occupare le strade e via dicendo. Sì, lo so, siamo sempre a girarci intorno, lo so, ho capito. È un fatto di volontà. Va bene, le leggi ci siamo, qui siamo pieni di leggi, abbiamo 300.000 leggi che al 50-60% confliggono le une con le altre. È un fatto di volontà. È inutile dire però non sono cioè questi vanno tutti col velo, col passamontagna, è sempre stato così, ce li lascia andare. Io non sono d'accordo con la strategia della Meloni, non sono d'accordo con Piantedosi, non sono d'accordo con quelli. Per me questi qua, l'ho detto anche in altre trasmissioni, vanno stroncati con la forza. Sono violenti, vanno stroncati con la forza, non col fiore. Però dopo appunto mi dicono che sono brutale, io non ho capito perché bisogna che la gente ci faccia paralizzare, insultare, menare, minacciare, comprese le forze dell'ordine, ricattare. Guarda quello che succede all'università. Ma tu hai fatto una notazione prima, no? Se questi qua firmano la pace, se Trump ha successo, adesso per carità, qualcuno dice il premio Nobel, molto probabilmente non lo vedrà neanche. Se lo dà da solo. Se lo dà da solo perché non lo prenderà neanche ha già in deciso, cartolina, se lo dà lui. No, però se lo dà. Però al di là di questo, no? Ecco, però al di là di questo, Trump rimane legato comunque a questa firma, a questo accordo di pace, tutto da verificare, tutto da vedere, perché la doppiezza, certo, diciamo, però lasciamo perdere, però è già un successo oggettivo politicamente parlando, no?
Allora, si firma la pace, tutte le flottiglie dovrebbero essere teoricamente spazzate via dal panorama politico. No, vanno di... Appunto, tutte le manifestazioni, fammi finire il ragionamento, tutte le manifestazioni perdono senso, no? E invece quello che tu temi, e anch'io sono d'accordo con te, è che succeda l'esatto opposto. Ma non dovrebbe essere il momento in cui appunto questi perdono legittimità completa? Come può essere che invece acquistino ancora più virulenza? Perché? Cioè, teoricamente questi qui dovrebbero essere sbaragliati fuori. È l'errore che continua a fare la destra, sia politica, sia di opinione, sia di giornalismo. Cioè si pensa che la legittimità sia un qualche cosa che ha a che fare con la legge e soprattutto con la morale, con l'etica, col moralismo se vuoi. No. La legittimità italiana è totalmente irrazionale. E quindi, siccome la sinistra, non dico che la destra sia molto morale, anzi, però la sinistra è psicopatica ed è costituzionalmente immorale. Quindi per la sinistra tutto ciò che è immorale va benissimo, loro non hanno problemi di faccia, di vergogna, di coscienza. Non ce l'hanno, se no non si comporterebbero così. Cioè la sinistra è quella che augura le peggio cose agli altri, agli avversari, e dice odiare ti costa. A me tutti i giorni io faccio collezione di gente che ancora da 20 anni fa, da quando scrivevo su un giornalino chiamato Il Mucchio, eccetera, guarda, ha parlato mai di Greta, ma quando muore, quando gli viene il cancro, quando crepa, quando c'è un altro tumore, un'altra metastasi, un altro linfoma. E loro sono... cioè, io ieri ho avuto un'amica che mi ha detto, pensavo di poter... Me ne sono andato perché sono schifata per quello che dicono a te. Dico, ma amore, lo sapevi già 30 anni fa, scrivevamo sullo stesso giornale. La sinistra non ha problemi, si legittima da sola nella merda. Allora è inutile continuare a dire, ma come possono questi? Possono e lo fanno. Potuit fecit. Chi lo disse? Qui siamo nella teologia, Don Scoto. Potuit fecit. Loro non hanno problemi, le flottiglie le mandano ancora di più. Dicono andiamo a forzare Israele, andiamo a forzare il blocco in Israele, andiamo a forzare il governo a Palazzo Chigi, però lo Stato ci deve pagare, sovvenzionare e proteggere. C'aveva ragione Longanesi, in Italia la rivoluzione la fai solo con i carabinieri. Allora Max, abbiamo un'ultima telefonata, poi ci salutiamo. Pronto? Sì, ciao, saluto a tutti. Buongiorno. Sono Marco. Innanzitutto, parlando di Trump, il Nobel glielo darei io, va bene, d'accordo. Ma poi quello che mi chiedo, due cose. Quelle flottiglie, lasciamole andare a Gaza e vediamo come escono fuori da Gaza, senza Israele. Numero due, possiamo mandare l'esercito in queste piazze benedette per andare a prenderli e portarli in questi benedetti centri in Albania? Li lasciamo lì e non ci pensiamo più, perché non si può andare avanti così. Scusate. Lo so. Allora, intanto saluto Luca da Brescia, Monica e Mario che ci hanno scritto. C'è Tajani che appena vede una flottiglia, appena vede un coso, parte subito, li salvo io, salvo tutti, li metto tutti nelle ville di Berlusconi. Sono disperati là perché lui vuol fare dei resort per scappati, flottiglieri, immigrati, tutti con le ville di Berlusconi. Li salvo io, li prendo tutti io, poi se ne vanta, capisci? Se ne vanta. Dove andiamo? Allora, c'è un ultimo messaggio che sintetizza la nostra conversazione. Pombal for president. Io assolutamente. Mi associo. La riprendiamo questa cosa. La riprendiamo. Io intanto ti ringrazio Max, come sempre, ringrazio coloro che ci hanno seguito, coloro che non ci hanno seguito, che sono intervenuti, non sono intervenuti, e ringrazio il professor De Moraes che è stato con noi, sarà con noi anche in futuro. Grazie a Max. Non pensate che facciamo cultura prendendovi in giro, perché è proprio così. Ciao. Sì, esatto. Ciao Max e ciao a tutti. No, ci prendiamo in giro noi. Un saluto a tutti. In primo luogo.